Regione e Governo al lavoro per studiare l'ipotesi di riaperture anticipate differenziate da regione a regione. Zaia torna anche sulle elezioni. Molta attesa a Venezia per la gestione del trasporto acqueo, vaporetti, soprattutto in questi primi giorni di fase 2, monitorati passeggeri e linee per evitare il caos. Gli ospedali veneti devono recuperare 1.800.000 prestazioni sanitarie sospese. Nella sola ULSS 3 gestite oggi migliaia di prenotazioni, linee telefoniche raddoppiate. Nuova protesta di parrucchieri ed estetisti davanti alla sede della Protezione Civile. Abbiamo bisogno di lavorare, altrimenti apriremo l'attività nelle piazze e lungo le strade. Ha subito una gravissima lesione del timpano l'ex gallerista d'arte Roberto Zamberlan, ieri brutalmente aggredito a Venezia. Il suo racconto. Incidente sulla rampa cavalcavia a Mestre, mezzo pesante contro auto, 2 feriti trasportati in ospedale, traffico deviato, circolazione bloccata per un'ora. Un altro storico risultato per il network Media Nord-Est, che anche ad aprile si conferma primo gruppo editoriale a livello nazionale. I dati Auditel premiano Antenna 3 al top in Italia tra le TV locali. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Partiamo anche questa sera dai numeri del report arrivato poco fa dalla Regione sulla diffusione del contagio, che fortunatamente continua a rallentare rispetto a questa mattina alle 8. Infatti i dati della Regione parlano di più 41 casi positivi in tutta la Regione, con la provincia di Venezia che segna un più 14. Gli isolamenti domiciliari continuano a scendere, 6.353, i deceduti dall'inizio dell'emergenza sono 1.557, rispetto a questa mattina se ne registrano purtroppo 9 in più che riguardano diverse zone della regione, uno anche nell'ospedale di Mestre e 2 casi invece di decessi a dolo. Regione e Governo sono intanto al lavoro per studiare l'ipotesi di riaperture anticipate differenziate regione per regione. Così il presidente Zaia, che nel punto stampa di oggi ha parlato di fase 2 con un netto aumento degli spostamenti, e poi è tornato anche sulla questione delle elezioni a luglio. Il traffico su strade e autostrade da ieri è nettamente in aumento rispetto alle scorse settimane. La fotografia della fase 2, che parallelamente alla riapertura di diverse attività ha visto un incremento degli spostamenti in tutta la regione. Gli spostamenti lunedì 4 maggio, cioè ieri, sono stati di 4.800.000 spostamenti. Siamo in linea con gli spostamenti del 9 marzo, quindi pre-lockdown e pre-misure diciamo di restrizione. Rispetto alla punta più bassa, diciamo al lockdown, quello più importante che abbiamo avuto, abbiamo ieri registrato un più 61% di traffico. Chi non può muoversi con mezzi propri da ieri per raggiungere il posto di lavoro utilizza autobus e treni, che restano il punto più delicato di questa prima riapertura. Le foto di bus con passeggeri in piedi pongono il problema dell'organizzazione del trasporto pubblico locale. Secondo me nel trasporto pubblico locale sono state messe delle regole per cui il sistema prima o poi imploderà. Perché è inevitabile. Pensate alla riapertura delle scuole, tutto il paese a regime, come possiamo pensare di avere il triplo degli autobus e il doppio di treni? Cioè, neanche se li ordini oggi te li mandano. Il rispetto delle regole resta fondamentale da questo punto di vista. Siamo molto preoccupati, ha sottolineato il presidente Zaia, che ha ribadito ancora una volta come si rischi, se i dati dovessero crescere in modo esponenziale, di tornare alle chiusure. Questo sarebbe un dramma per quelle attività che hanno ripreso e certamente più significativo per chi è ancora fermo, come bar, ristoranti, negozi, parrucchiere, categoria questa che oggi ha manifestato proprio davanti la sede della Protezione Civile a Marghera. Stiamo lavorando e ragionando col governo affinché le date che si sono ipotizzate ad oggi, che sembra la data, diciamo, limite sembra essere oggi il 18 maggio, siano anticipate. Questo è un ragionamento che stiamo facendo. Siamo anche convinti di un fatto che potrebbe essere l'occasione, e ho visto che il ministro Boccia ha fatto un'apertura anche rispetto a questo, di dare le competenze in maniera differenziata, no? In maniera tale che le regioni se la vedano i propri territori. Io spero si possa portare a casa l'obiettivo di avere le regioni delegate a decidere nei propri territori. Non è che voglio parlare ancora di autonomia, però anche questa è una forma di autonomia
che potrebbe essere utile, visto e considerato che abbiamo capito che le diverse regioni hanno avuto risultati e servizi erogati per la tutela della salute diversi da regione a regione. Intanto oggi 150 docenti, sostenitori della riapertura in sicurezza, hanno sottoscritto una lettera rivolta alle autorità nazionali e regionali per eseguire tamponi di massa perché la ripresa dopo il lockdown non sia effimera. Fare 5 milioni di tamponi, vogliamo dire che ci mettiamo quanto? Prendiamo il Veneto, quando ci mettiamo? 100.000 al giorno? Ci mettiamo 50 giorni a farli tutti. Dopo 50 giorni può esserci uno scenario epidemiologico diverso da quello che abbiamo registrato. Io non sono il contrario, dico bene, bisognerebbe avere una capacità di farli quotidiana, varrebbe la pena anche di spiegare, se si firmano questi appelli, più che altro per non far credere ai cittadini che ci sono quelli che hanno capito tutto e quelli che non fanno niente, di spiegare anche operativamente come si fa fare 5 milioni di tamponi in Veneto in maniera agile, veloce e con che tempistica, lo dico, ma lo dico non come polemica. Zaia è poi tornato sul tema elezioni. Stamane audizione alla Camera del collega della Liguria Giovanni Toti, che ha portato le istanze dei governatori delle regioni che quest'anno andranno al voto, ribadendo la richiesta di poter andare alle urne nella finestra estiva di luglio. Le regioni, a differenza delle amministrazioni comunali che dovranno andare a voto anche loro, hanno qualche incombenza in più. Il tema dei bilanci, il tema della sanità, la salute è tutta gestita dalle regioni, per cui noi non possiamo trovarci in un clima elettorale con le terapie intensive, penso che sia irragionevole, per cui penso che buon senso, ma dal governo arrivano segnali incoraggianti in questi termini, sia quello di andare a votare a luglio, a mio avviso il prima possibile. Si parla di questa data del 12 luglio, nulla vieta che in fase di conversione il governo decida di far presentare al relatore o presenti direttamente al governo un subemendamento, definiamolo così, per modificare il testo originario. Gli ospedali veneti devono recuperare 1.800.000 prestazioni sanitarie sospese, esclusi gli esami da laboratorio con le analisi del sangue. Così oggi, proprio al punto stampa, dall'unità di crisi della protezione civile, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Nella sola ULSS 3 Serenissima gestite oggi al CUP migliaia di prenotazioni con le linee telefoniche che sono state raddoppiate visto l'ingente arrivo di chiamate. Per chi non riuscisse a prendere la linea è a disposizione l'URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, sia via email che al telefono ai diversi numeri per Mestre, Venezia, Milano e Dolo, e visibili in internet al sito della ULSS 3 Serenissima, alla pagina delle FAC al punto 8 tra le domande più frequenti. E c'è attesa a Venezia soprattutto per la gestione del trasporto acqueo, Vaporetti innanzitutto, in questi primi giorni di fase 2, monitorati passeggeri e linee per evitare il caos. Effetto riapertura anche per i Vaporetti della CTV. Non possiamo parlare di ressa o di sovraffollamento, però va fatta molta attenzione ai prossimi giorni. I dati sono chiari: nella fascia oraria di inizio giornata, dalle 7 alle 8 per intenderci, quella più usata dai pendolari, i Vaporetti lunedì e martedì hanno viaggiato a pieno carico, ovvero con il numero massimo di passeggeri consentito dal protocollo Covid-19, circa 45-55 persone a seconda delle linee. In alcuni casi qualcuno è anche rimasto a terra e ha dovuto aspettare la corsa successiva. I veneziani approvano i controlli a bordo e sanno che gestire le corse senza creare allarme è fondamentale per tenere sotto controllo tutto il sistema del trasporto pubblico in acqua. Ha preso il vaporetto lei per caso? Sì. A che ora? Alle 10 e qualcosa. Era pieno? No, non fanno entrare più di 40 persone, distanziate da 1 metro una dall'altra. Quindi c'è un controllo attento. Come controllano? Avete visto mezzi pubblici, Vaporetti, se sono pieni, magari nelle ore di punta? No. E siamo tutti, devo essere sincero, siamo tutti molto ligi alle disposizioni. Noi è il primo giorno che usciamo. Vaporetti, secondo lei, pieni? Ma Vaporetti ne ho visti passare 2 o 3, erano anche abbastanza pieni, più di quanto mi aspettassi, quindi mi aspettavo che non ce ne fossero proprio. Anche barchettine se ne vede ogni tanto passare. Pensavo meno, sinceramente, invece vedo che c'è più movimento di quello che immaginavo. Il personale CTV verifica il rispetto delle regole a bordo e sui pontili e tiene conto di quante persone viaggiano sui mezzi per poter analizzare i numeri nei prossimi giorni e capire se nelle fasce orarie più critiche sia necessario aumentare i Vaporetti in circolazione, evitando assembramenti e il caos.
Tram, autobus e treni intanto alla prova del 9 aumentano i lavoratori che vanno e tornano dalla terraferma e gli orari di punta sono quelli più a rischio assembramento. L'idroambulanza percorre il Canal Grande a sirene spiegate. Gli agenti della questura controllano la situazione sulle moto d'acqua. Per il resto poco traffico. Nel nostro viaggio a Venezia di certo vediamo molte più imbarcazioni dei giorni scorsi. Si vedono gli artigiani, gli addetti alla logistica, ma pochi taxi e pochissime gondole ovviamente. Il termometro della presenza di turisti. Meno del solito. Ha preso il vaporetto lei oggi? No, solo a piedi. Ne vedo abbastanza. Ce n'è più di quella che immaginassi. Pensava ce ne fosse meno? Sì, pensavo di sì. Secondo lei sono tutti residenti, lavoratori? Sì, no, mi sembravano tutti oriundi. No, cioè che siamo qua nel posto. La posta gliela raccomando. Là, scusi? La posta. C'è coda? Coda, 2 ore e 3 quarti. La stazione Santa Lucia è quasi deserta. I percorsi guidati per i viaggiatori sono ben segnalati, entrata e uscita rigorosamente divise. Anche sul fronte ferroviario sono solo gli orari di punta quelli più trafficati. Deve prendere il treno? Sì. Si aspetta molta gente a bordo? No, stamattina non c'era nessuno praticamente. Che tratta ha fatto? Verso Treviso. E adesso torna indietro? Sì. Ovviamente prenotazione del biglietto? No, senza prenotazione. Non c'è bisogno in questi treni? Almeno questa mattina io l'ho preso alle 7 e c'era proprio il vuoto assoluto. Veneziani che vanno in terraferma, che tornano in centro storico, che escono per la prima volta, che vogliono la normalità ma senza rischiare la salute. Turisti invece ancora non pervenuti. Veneziani. E poi speriamo negli stranieri, soprattutto per gli operatori turistici. Siamo andati in ufficio, dovevamo portare giù delle cose e torniamo. No, non mi aspettavo più gente. Cioè, secondo lei ce n'è tanta o poca? Ce n'è poca perché la gente purtroppo è stata impaurita. A Piazzale Roma pullman, autobus e tram arrivano e partono in continuazione. Le auto private sono poche. C'è grande differenza tra la parte centrale della giornata e orari di punta. Dipende dagli orari, a quest'ora sì, è abbastanza tranquillo, la sera però a fine turno è pieno. Non ne ho trovata molta. Mezzo pieno, diciamo. No, anche di meno. Che tragitto ha fatto lei? Io da Porto di Caverniago fino a Venezia. Ora l'interrogativo per gli stessi veneziani è cosa sperare per il prossimo futuro. Sperate in più movimento o no? Beh, ovviamente sì, è chiaro, anche per chi deve lavorare qui, però sì, è vero, parlando tra di noi abbiamo detto questa è la Venezia che dovrebbe essere per quello che si merita, però in realtà insomma spero che ci sia qualcosa, che cresca qualcosa di più che altro per quelli che lavorano qui. E c'è stata anche una nuova protesta di parrucchieri ed estetiste di 3 province venete davanti alla sede dell'unità di crisi della protezione civile. Abbiamo bisogno di lavorare, diversamente apriremo l'attività nelle piazze e lungo le strade. Pazzole e pettine in testa, il nuovo grido di protesta con tanto di inno di Mameli. Ci fanno chiudere qua, se aspettiamo ancora, dobbiamo lavorare, inutile. Qua aspettano le chiavi che gliele consegniamo e basta, perché non ce la fai. Con gli immancabili striscioni, parrucchieri ed estetiste di 3 province, Venezia, Treviso e Padova, sono tornati davanti all'ingresso della sede della Protezione Civile del Veneto. Chiedono di riprendere l'attività. A questo punto sì, chiediamo l'apertura anticipata ed immediata, visto che tutte queste domande che sono settimane che noi ci facciamo, ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. Allora a questo punto, in attesa che possano accogliere queste nostre esigenze, chiediamo l'apertura anticipata dei nostri negozi, perché siamo ormai stanchi di aspettare cose che non arrivano, non c'è ancora un protocollo che ci possa dire come dobbiamo aprire, perciò a mio avviso, come abbiamo chiuso con tutte le precauzioni che eravamo già di guanti, distanziamento, mascherine e disinfettanti, possiamo anche riaprire. A riceverli, ascoltando le loro richieste, l'assessore regionale Emanuela Lanzarin. Qui è stato consegnato lo scritto di cui si farà latore con il governo e con la successiva promessa del presidente Zaia durante l'oramai consueto punto stampa, e cioè negoziare una sorta di autonomia territoriale che permetta di aprire queste attività quanto prima, vista la disponibilità del ministro Boccia in tal senso. Però ripeto, noi stiamo cercando di far passare questo messaggio e non da solo il Veneto, assieme anche alle altre regioni, e quindi ci faremo ancora di più portavoce di questa esigenza, di questo malessere. Non riaprire, dite, sarebbe un incentivare il lavoro nero?
Certo, in questo momento purtroppo ci sono famiglie che non hanno da mangiare e questo succede. Succede il tutto perché la situazione è quella che è. Non sono arrivati soldi, non sono arrivati cassa integrazione, non è arrivato nulla. Io ho dimostrato che si può lavorare in tutta sicurezza e in tutta tranquillità. Se non ci saranno risposte, come ho detto, sono disposto ad andare fino a Roma, con pettine e forbici. Andremo tutta la categoria e comunque se continuano a non sentirci ci obbligano a diventare tutti abusivi. Anzi, se non andrà in porto e non ci diranno come aprire, ci mettiamo tutti fuori con le nostre poltrone a fare una cliente alla volta e lo faremo comunque. Certo. Perché i soldi sono finiti e abbiamo bisogno tutti di mangiare. E poi c'è il popolo dei commercianti che si ritrova da un giorno all'altro magari con lo sfratto esecutivo e senza il rispetto dei tempi normativi, e tra i dimenticati anche le start-up. Si definiscono i veri invisibili e tra i dimenticati del governo dalle ripercussioni della crisi legata alla diffusione del Covid-19. È il popolo delle start-up e non soltanto quelle dell'innovazione ma pure dei servizi. Almeno 1 migliaio tra quelle note nella sola terraferma veneziana. Tra queste c'è anche quella del 59enne Adil, che qui a Marghera tutti conoscono come Sacar. Si sa, per aprire un'attività ci vorrà da 6 a 8 mesi, 9 mesi, a volte anche 1 anno per poter aprire. Però nel frattempo si investe nell'affitto, nel restaurare il locale e quindi i soldi per aprire una semplice attività di questo genere qua ci vorrà da 40 a 60, a volte anche 70.000 euro, perché i tempi quando si allungano tu devi affrontare le spese, affitti, le bollette e tante altre cose. Originario del Kurdistan, italiano d'adozione, visto che vive qui da oltre 40 anni, dove si è pure laureato con un master in architettura. Prima del Covid confidava di aprire a breve, ora è fuori con le spese di quasi 100.000 euro. In banca non è che ti chiudono la porta, però se tu chiedi il prestito tu non rientri in questa categoria che tutti potrebbero, piccole e medie imprese che chiedono questo prestito, microprestito di 25.000 euro garantito dallo Stato. E poi, tra chi l'attività l'aveva avviata e ora per via del coronavirus l'ha dovuta chiudere suo malgrado, c'è chi sta vivendo un dramma nel dramma di cui fino ad ora non si è mai parlato e si è sempre taciuto. È quello silenzioso della speculazione di licenze e muri che sta accadendo a Venezia. Con le saracinesche abbassate c'è chi non riesce a pagare i lauti affitti e si ritrova da un giorno all'altro con lo sfratto per morosità che diventa esecutivo senza il rispetto dei previsti tempi normativi, e quanto emerso tra la protesta dei 1000 di piazza San Marco delle scorse ore. Guarda come che mi vede mio figlio. E ha subito una gravissima lesione del timpano l'ex gallerista d'arte Roberto Zamberlan, ieri brutalmente aggredito a Venezia per aver chiesto a un gruppo di amici di indossare la mascherina visto che ne erano sprovvisti. Portare la mascherina significa tutelare la mia salute. A queste parole lui si è alterato, mi ha detto cavete anche a ti, mi ha tirato un ceffone e mi ha strappato la mascherina. Al momento ho anche perso un po' l'equilibrio, poi mi sono ripreso, lui se n'era già andato, l'ha buttata per terra e questo è l'episodio. Racconta la violenta e brutale aggressione subita a Venezia Roberto Zamberlan, 65 anni, già gallerista d'arte, nato a Treviso, che dopo aver abitato a lungo a Preganziola ed essere stato assessore comunale, vive da tempo nel capoluogo lagunare, dove ricopre anche il prestigioso incarico di consigliere d'amministrazione della Fondazione Bevilacqua La Masa. Il pestaggio solo per aver esercitato un suo diritto, e cioè aver chiesto a un gruppo di 3 persone incrociate mentre stava rientrando a casa di indossare la mascherina poiché ne erano sprovviste. Mai avrebbe immaginato, dice, di subire il gravissimo danno al timpano per la violenza della risposta di uno dei 3. La rottura del timpano, la perforazione del timpano, anzi, guarda. Questo è il mio timpano. All'ospedale L'Angelo dove ho fatto l'audiometria e hanno riscontrato una perdita del 30% dell'udito. Questo, noi speriamo, questo dice il medico, che le cose migliorino col tempo, che il timpano si
si saldi, insomma si richiuda, adesso non so i termini corretti, migliori e guarisca. Però ora, come ora, sono così. Già presentata denuncia contro ignoti. È un episodio alquanto sgradevole, ma comunque reale. E alle 16:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rampa Cavalcavia a Mestre per un incidente stradale tra un mezzo pesante e un'auto che si è rovesciata, feriti una donna e un uomo. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura, mentre la coppia che si trovava all'interno era già stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferita in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Emergenza coronavirus e informazione per Antenna 3, arriva un risultato straordinario. La prima televisione locale d'Italia. Le cifre non mentono per un risultato che vede Antenna 3 al top in tutta la penisola per ascolti. Un traguardo straordinario raggiunto con l'impegno senza sosta di una squadra compatta che in questi 2 mesi di emergenza coronavirus ha garantito un'informazione capillare, concreta, sul territorio e per il territorio. Aprile 2020, nella fascia 12.30-13.30, i dati Auditel, sia per ascolto medio che per contatti giornalieri, oltre 500.000, mostrano la nostra emittente non solo al primo posto tra le TV locali, ma al 4° posto assoluto davanti a realtà come Italia 1, Rai 3, La 7 e Rete 4. Nell'intera giornata ancora numeri record con oltre 1,5 milioni di contatti giornalieri. Leader assoluta nella fascia informazione tra le 18 e le 20 con una media di 700.000 telespettatori. Non solo, in Veneto Antenna 3 è saldamente la prima televisione, Rete Veneta la seconda. La conferma del traguardo raggiunto già a marzo da Media Nord-Est come primo gruppo televisivo locale a livello nazionale, successo replicato ora in questo mese. È un grazie a voi telespettatori per il legame che ci lega così a fondo. D'altronde la nostra parola d'ordine è stata, è e sarà sempre stare al vostro fianco per dare una risposta alle domande, alle esigenze, alle inquietudini, ai disagi. Le dirette, i telegiornali, le celebrazioni eucaristiche, i momenti di distensione per farvi compagnia in un momento così difficile come quello dell'isolamento in casa. Una rivoluzione anche per noi, giornalisti e tecnici, di pari passo con l'emergenza. Ed ora che il lockdown si allenta e la fase 2 è una realtà, sarà ancora più importante tenervi aggiornati sulla situazione, l'evoluzione di un momento storico che il Veneto e l'Italia non hanno mai affrontato. Lo faremo insieme, come prima e più di prima. Ci saremo. È tutto, grazie per averci seguito, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Ci attende un'altra giornata con tempo asciutto e stabile sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 6 maggio con la nostra grafica. Sul Veneto mattinata caratterizzata da un cielo localmente coperto, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Più sole a partire dalle ore pomeridiane con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi in lieve calo tra i 19 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tempo in prevalenza stabile anche qui, tanto sole dappertutto, salvo per occasionali rovesci sui settori montuosi che localmente potranno raggiungere anche le pianure limitrofe. Temperature minime fino a 13 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui protagonista sempre il sole, saranno tuttavia possibili dei piovaschi sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 9 e 11 gradi, massime fino a 23-24 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.